Amiche e amici, buongiorno, rieccoci in diretta, ore 13 come ogni mezzogiorno, vi tiene compagnia, penso che per tanti di voi si tratta del momento del pasto, però insomma anche se così non fosse, noi siamo qui con voi a fare delle chiacchierate interessanti con degli ospiti altrettanto interessanti e soprattutto quando capitano anche delle situazioni che in qualche modo possono essere virtuose, a noi piace darle visibilità e discuterne anche con voi dei temi che vengono proposti. Oggi parliamo di internet. Insomma, mi auguro che per tutti i telespettatori si sappia di che cosa stiamo parlando e lo analizziamo sui pro e i contro grazie al contributo di tre ragazzi giovani che stanno facendo un lavoro molto interessante e che ovviamente ce lo raccontano. Qui oggi è ore 13, tra l'altro abbiamo anche un collega di grande qualità che mi darà una mano in questa puntata. Edoardo Greco è studente di Ca' Foscari e fa parte di Navigamente, Esatto. Grazie Edoardo. Insieme a lui ci sono Francesco Doimo, sempre di Navigamente, e Ilenia Niceforo, che invece è una studentessa del Duca degli Abruzzi, anch'essa però di Navigamente. Poi dicevo, collega di grande qualità, Carlo, grazie di essere qui con me oggi. Grazie a te. Ci darai sicuramente un contributo interessante perché tu nel Gazzettino ti occupi di tante cose, però tra le altre io ti seguo per quel che riguarda gli aspetti legati al mondo del web e degli scenari della tecnologia. 0422162698 sempre il nostro numero di telefono e ovviamente parlando di internet abbiamo anche la pagina Facebook nella quale c'è un post dedicato alla trasmissione di oggi. Allora, la cosa che chiedo a voi è ovviamente un contributo su eventuali rischi o pericoli o anche vicende negative che vi siano capitati, però dall'altro mi piacerebbe anche sentire chi è riuscito a usufruire dello strumento internet come di un'opportunità. Chi è che mi racconta che cosa fate voi ragazzi con Navigamente? Inizio io? Ok, allora noi Navigamente vuole essere anche un viaggio, lo definiamo noi, un viaggio attraverso i pericoli e le opportunità di internet. Quindi le nostre conferenze vanno sì ad indagare diverse tematiche che sembrano tanto conosciute, però alla fine ci rendiamo conto che c'è tanta necessità di dialogo, come ad esempio il social network e la dipendenza che causano i social network, oppure anche il mondo dei videogiochi, un mondo vastissimo, in continua crescita, però anche lì ci sono sicuramente opportunità e anche molti rischi. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare dai ragazzi, dalle elementari alle superiori e ci piace dialogare con loro, anche con i genitori, su queste tematiche. Devo dire che abbiamo parecchi riscontri interessanti di quello che andiamo a raccontare. Quindi Francesco, se vogliamo dirlo, voi fate un po' di cultura intorno a quello che è il mondo di internet nei confronti dei ragazzi e dei genitori. Esatto, corretto? diciamo che solitamente quando si parla di internet le persone vogliono cercare di capire come funzioni, vanno a vedere solo il lato tecnico, solo che ormai conoscere il lato tecnico di come funziona un sito web, una piattaforma, i server che stanno dietro è veramente troppo complesso. Io ho studiato informatica alle superiori ed è complesso per me, quindi anche noi quello che cerchiamo di fare non è spiegare il lato tecnico, sarebbe abbastanza impossibile, diciamo, spiegare alle persone e ai ragazzi questa cosa, però il modo con cui utilizzarlo, affrontarlo, analizzare i dati che troviamo, le informazioni, ecco, quello sì possiamo farlo, cercare insomma di sensibilizzare le persone. Allora, insomma, abbiamo la parte più comunque di provenienza tecnica e quella umanistica, si diceva Ilenia, no? Certo, perché ormai internet ha preso parte della nostra vita e perciò non possiamo più considerare la nostra vita distaccata da questo web. Quindi è importante che anche quando noi andiamo a creare la nostra identità, la nostra persona, riusciamo anche a porre dei limiti con il profilo dei social magari che andiamo a formare, oppure con i feedback che potremo ricevere. Non è facile non lasciarsi influenzare dalla rete, però è bene dare un'influenza nella rete che sia positiva e buona, insomma, per la comunità del web, come dovrebbe essere d'altronde la convivenza nel nostro mondo reale. Quindi noi ci occupiamo appunto di
far prendere consapevolezza alle persone di quanto sia importante fare le cose con morale, diciamo, anche su questi siti che sembrano un gioco a volte senza regole. Infatti Carlo, allora, a noi ci è capitato spesso, no, di dialogare su questi temi, è incredibile come purtroppo ci sia questa errata visione, no? Cioè che quello che accade nel web non ha nulla a che fare con il mondo reale e che sia una realtà parallela nella quale puoi combinare di tutti i colori, da tutti i punti di vista, ma non ti succede niente, perché poi il mondo reale è un'altra cosa. Forse questo è il punto di partenza. Sì, questo è un errore abbastanza comune, soprattutto a mano che si avanza un po' con l'età, parlo di noi due magari, perché lo si considera un mondo, appunto come dici tu, separato dal mondo reale. In realtà non c'è niente nel mondo reale attuale che si faccia anche le cose più analogiche che ormai non abbia un sottofondo digitale, cioè tutto viene fatto attraverso il digitale, tutto passa attraverso il digitale, anche, parlo del mio ambiente, il tipico classico giornale di carta utilizza ormai dei mezzi digitali per essere prodotto, non utilizza più... E i mezzi digitali utilizzano quelli di carta. E i mezzi digitali. E quindi è veramente, nel momento in cui noi siamo qui seduti, voglio dire, siamo in un ambiente completamente digitale, circondati, per cui considerare internet, che è una parte di questo mondo digitale, qualcosa di separato, è uno degli errori più clamorosi che possono commettere i giornalisti, perché intanto dovrebbero essere appunto coloro che fanno da cancelli per l'entrata, l'accesso alle informazioni, ma chiunque faccia una qualsiasi altra professione nel mondo. Sì, è affascinante perché poi spesso a internet si associa la parola virtuale, però veramente non c'è più nulla di virtuale su internet, perché se voi considerate che cosa scatena tutta una serie di attività realizzate anche solo una parola sbagliata, un insulto, un'informazione errata, questo vi fa capire quanto invece sia reale e il rischio dello strumento, no? Perché poi cominciando ad andare un attimo in profondità, una delle prime cose è valutarne i rischi di questi strumenti. Certamente. No, infatti un fenomeno sempre più diffuso che è importante parlare e si collega perfettamente a quello che hai detto è il cyberbullismo. Cyberbullismo, anche le parole, le offese, i contenuti virali, i video, le immagini che vengono trasmesse all'interno dei social network, quindi sembrerebbe un'entità distaccata quando in realtà hanno ben conseguenze nella vita reale dei ragazzi che vengono presi di mira e poi ne risentono. Quando voi andate a fare i vostri incontri, come iniziate? Come iniziamo? Beh, semplicemente con un saluto, perché soprattutto quando siamo con i ragazzi. Quindi scusa, i vostri incontri hanno o. Entrambi, alcuni incontri sono rivolti solo ai ragazzi, alcuni li facciamo solo con i genitori o con i professori, altri hanno un pubblico. Anche con i docenti. Esatto, abbiamo avuto dei corsi di formazione per i docenti l'anno scorso legati a un progetto del MIUR. Scusa, non ti faccio la domanda più bastarda. Sì. Quelli che vi danno più soddisfazione? Cioè, quelli che funzionano meglio, che vi rendete conto che alla fine ho fatto un bel lavoro. Sinceramente quelli che hanno aspetti diversi, perché con i ragazzi vedi che non si vuole sbilanciare. No, non mi posso sbilanciare, perché quando parli ai ragazzi ti ascoltano perché sei giovane, ti prendono come una figura d'esempio e non sei il solito adulto che gli dice non puoi fare questo, non puoi fare quello, devi fare questo, che mette dei limiti, piuttosto lo prendono come un'ispirazione, qualcosa che loro possono fare e possono diventare così, quindi vedi che lasci in loro qualcosa. Parli con i genitori, ecco, li vedi allarmati, gli metti un dubbio in testa. Generate notti insonni. Però diciamo che anche loro entrano nel mondo dei loro figli, perché noi parliamo a loro come se fossimo i loro figli, sinceramente non cerchiamo di essere istituzionali, molto altezzosi, ma stiamo molto bassi. Sarebbe l'errore più grave che potreste commettere. Esatto. E con i professori invece quello che ci accorgiamo è che a volte nemmeno gli adulti, quelli che dovrebbero insegnare ai ragazzi come comportarsi, come usare determinati software o usare internet, non sono effettivamente preparati, perché loro ci sono arrivati su internet ma loro l'hanno subito internet, ecco, diciamo questo, l'hanno subito il cambiamento, mentre noi ci siamo nati dentro.
Quindi se me l'hai messi per ultimi, probabilmente il professore dove ci sarebbe terreno più fertile, però magari è un po' arido. Diciamo è quello più difficile da affrontare, perché loro comunque sono professori e sentirsi dire da dei ragazzi delle cose che loro dovrebbero già sapere è più dura. Allora, ci permettiamo ovviamente di tenerla anche sul leggero, perdonatemi qualche battuta. Breve pausa e poi torniamo a parlare di internet, opportunità e pericoli. Rieccoci in onda, stiamo parlando appunto di internet e approfittiamo della presenza di questi ragazzi che hanno questo progetto, che stanno attuando di, diciamo, non formazione perché forse diventa anche un termine un po' troppo pesante, però di confronto con coetanei, con ragazzi giovani, con professori e con genitori. No? E chiedevo loro insomma, qual è dove trovano terreno più fertile, alla fine mi sembra di capire sia con i genitori, giusto? Sì, diciamo di sì. Più interessante. Cosa avete scoperto in queste cose particolari, magari domande che vi sono sembrate quasi scontate ma che poi vi sono state fatte? Ci sono genitori di ogni tipo. Io ammetto di aver fatto solo 2 conferenze con i genitori, però penso possano essere sufficienti anche per capire che ci sono alcuni genitori che non sanno assolutamente nulla della vita dei figli, come io d'altronde non la so di mio fratello che è solo 4 anni più piccolo di me, su quanto fa nel suo ambito sociale. Genitori Scusami, che sono... non sanno cosa fanno, perdonami, nella vita reale o sui social? Non c'è molta differenza. Con lo smartphone, quindi anche con i videogiochi e con i social, però alla fine quello che si fa nei social è una condivisione o un'amplificazione della propria vita reale, quindi poi se hanno una vita sociale, diciamo così, i genitori di solito è difficile che ne facciano parte, soprattutto se sono adolescenti. Domanda secca per tutti e 4, i genitori devono seguire i propri figli nei social, cioè essere follower nei social, dei profili? Carlo? Sì, basta che non interferiscano però. Che non si mettano a commentare? Ragazzi? Perché ti fanno scappare altrimenti, tra l'altro. Quindi spettatori non paganti. Esatto. È giusto che guardino, capiscano cosa fanno i figli, però che non intervengano costantemente nel... A voi è mai capitato di avere un genitore che dopo aver visto magari un qualcosa che voi avete pubblicato vi abbia così chiesto un commento, vi ha fatto un commento o chiesto una delucidazione? Vabbè, guarda, i miei non hanno, non mi seguono nei social perché non hanno i social. Nessun social. Eccoli là. Per quello siete così rilassati. Anche i miei, ma magari glielo mostro ogni tanto qualche post, però... Vabbè, perdonami, così è più facile. Sì, esatto. È molto più semplice. No, però nulla. Carlo, come la vedi? No, ma io credo che il problema sia principalmente appunto quello delle interferenze, più quello del seguire l'uno l'altro, perché che un genitore segua il figlio è anche giusto, certo, che basta semplicemente che non interferisca nella vita del figlio e nella sua crescita. Vado ancora più sul sociale e psicologico, forse dovrebbe essere un dovere, cioè il fatto che tanti genitori si pongono il problema di non interferire troppo, cioè di non voler sapere troppo sulla vita dei figli, non è magari anche poi uno dei motivi per cui non hanno veramente più il controllo e cioè, che non vogliono più ricoprire il ruolo dei genitori? Beh, può esserlo, perché fa parte del ruolo del il genitore, mestiere tra virgolette del genitore è anche quello. Una volta aveva degli ambiti di applicazione diversi, voglio dire, perché internet non esisteva, non c'era tutto questo mondo, quindi il figlio veniva seguito in altri ambienti, era anche probabilmente fisicamente più facile da controllare. Adesso è un po' più difficile, ma proprio per questo serve anche una maggior preparazione da parte dei genitori, ed è quello che tra l'altro loro fanno. Esatto, e che però alla fine diventa uno strumento per i genitori, perché quando insomma, io avevo i 15 anni non c'era nessuno di questi strumenti, non è che ne abbia combinate, però insomma, i miei genitori, diciamo, gli mancava lo strumento social per vedere magari se ogni tanto, per fortuna insomma, non c'erano i social, se facevi qualche cavolata. Voi come ne parlate di questa cosa ai genitori? Cioè, lo suggerite come strumento per capire meglio quella che è l'identità, l'attività e le cose dei loro figli? Beh, noi in realtà vogliamo lasciare molto liberi i genitori sul quello che loro pensano che sia più corretto fare insieme ai propri figli. Noi cerchiamo di dare delle
delle idee, dei suggerimenti, suggerimenti, esatto, che dopo loro possono mettere in pratica come loro preferiscono. Beh, diciamo ad esempio che della pericolosità all'interno anche dell'applicazione di WhatsApp. Sembra tutti quanti, perché ci divertiamo a fare i sondaggi, quanti hanno WhatsApp, e tutti quanti, dai ragazzini ai genitori, hanno questa applicazione, però non è poi così tanta conosciuta. Dici. Nel senso che è facilissimo inviare messaggi, comodissimo fare anche gruppi, molto spesso veniamo inseriti in gruppi da sconosciuti, quindi anche là c'è tutto il numero di cellulare che viene, non c'è l'autorizzazione per essere... Insomma, c'è un primo elemento di privacy interessante, poi? Privacy, e poi rimango sempre sulla privacy e la diffusione di foto. La diffusione di foto è un fenomeno molto grave che, soprattutto se si tratta di minorenni nell'ambito scolastico che condividono anche foto magari di professori o di altri minorenni, è là un fenomeno da stare molto molto attenti. È ovvio che il genitore non può andare, cioè il WhatsApp è sul cellulare del figlio, però noi cerchiamo di ricordare sempre la responsabilità dei genitori, cioè loro hanno la responsabilità, anche perché WhatsApp per funzionare ha bisogno della SIM. La SIM fino ad una certa età è intestata a nome dei genitori. Quindi insomma parliamo proprio anche dal punto di vista legale, ci sono delle responsabilità, sono più che oggettive alla fine, perché se la SIM è intestata a te, sono più che oggettive, quindi scusatemi, adesso non fatemi i democristiani, non me ne vogliono i democristiani, cioè voi cosa suggerite ai genitori? Di controllare di più i figli? Sì, è ovvio che... E se ci sono anche figli lo dite lo stesso? Sì. Quello che diciamo ai figli è che se i genitori cercano di controllare un po' quello che loro fanno in internet, nella rete, quello che fanno con i social network, è normale ed è anche giusto, perché è la loro figura di genitore che diciamo gli impone di farlo, perché hanno comunque un dovere nei confronti del figlio, farlo crescere, farlo maturare. Come reagiscono i ragazzi a queste considerazioni? Diciamo che non consigliamo proprio un controllo maniacale come magari tante persone si possono immaginare, ma proprio un dialogo tra genitori e figli, quindi magari il figlio là si sente anche un po' più incuriosito forse, o magari restio, e quindi là magari inizia ad avere una riflessione su quanto fa e quanto forse dovrebbe e non dovrebbe dire ai genitori. Quindi là sarà interessante ogni volta vedere come risponderanno o come non risponderanno. Secondo te, Carlo, siamo serenamente tutelati o comunque informati su quelli che sono tutti questi rischi o quali sono anche i risvolti giudiziari e legislativi rispetto a quello che noi facciamo su WhatsApp, sui social e quant'altro? Beh, no, ovviamente, ma è una questione anche dell'ampiezza del quadro legale, che è talmente grande che può essere delegato e riservato soltanto ad esperti. Noi possiamo conoscere quali sono bene i nostri diritti e i nostri non diritti, perché tu hai citato prima il diritto alla privacy. Io parlo per esperienza personale all'interno di un quotidiano, ma credo che chiunque possa parlare fra i miei colleghi nello stesso modo. La legge sulla privacy, per sintetizzare, rischia di essere una delle leggi più citate e meno conosciute fra quelle che esistono, nel senso che si cita la parola privacy, sembra quasi essere un grimaldello per ottenere qualunque cosa. In realtà anche la legge sulla privacy protegge sì determinati diritti, ma non protegge qualunque comportamento sbagliato o meno che una persona possa avere. Cioè noi riceviamo richieste di cancellazione o cose del genere che sono palesemente infondate, però certo, contengono, ecco, quindi... Allora, provando ogni tanto anche in questa trasmissione a fare delle sommatorie, no? Quindi internet, pericoli e opportunità, sui social e nel rapporto genitori-figli mi sembra di capire che dal punto di vista dei pericoli ci sta il concetto di privacy ovviamente, un concetto di cyberbullismo, però di opportunità è anche, diciamo, uno strumento di dialogo tra potenzialmente due generazioni che si potrebbero parlare poco, o uno strumento in più per i genitori per svolgere il loro ruolo. Può essere che abbiamo fatto un... Boh. Allora, siamo sulla prima parte. Adesso andiamo al contrario, perché anche i genitori spesso sono sui social, i vostri no. No, i nostri no. E quindi, ok,
vi va anche di lusso. Però i genitori sono sui social e a loro modo devono sentirsi responsabili nei confronti dei figli, perché quello che fanno i genitori diventa ad esempio anche per i figli, per cui che cosa dite a questi genitori dal suo punto di vista? Allora, la cosa curiosa è che se dobbiamo parlare ai genitori dobbiamo portare come esempio Facebook, perché loro giustamente Facebook stanno lì. mentre per i ragazzi è molto più utilizzato Instagram, un altro tipo di social network, quindi non è sempre detto che genitori e figli si possano incontrare sui social, cioè sì, sono sui social ma su due social diversi. Oddio, perché è vero ovviamente che quando sono gioisce è vero perché Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ha comprato anche Instagram e anche WhatsApp, quindi proprio un controllo. Okay. Però comunque devono avere una certa responsabilità anche loro, perché ci siamo imbattuti, ma penso che la maggior parte di tutti quanti noi su Facebook vede anche su notizie tantissimi commenti, molto spesso sono commenti di persone adulte che criticano, che offendono la persona che ha postato. L'offesa è più diffusa tra gli adulti o tra i ragazzi? Io direi che è uguale in entrambe le figure. Sinceramente, tempo fa, ora non voglio parlare di politica, ma tempo fa era stato postato su Facebook, mi pare, sì, su Facebook un post da parte di Salvini con due ragazze che avevano fatto un selfie con lui. Nulla di che, semplicemente è una foto. Però se andiamo a vedere i commenti, anzi non si può più andare a vedere perché Salvini ha rimosso quel post per via dei commenti, c'erano miriadi e miriadi di commenti negativi, offese da parte di adulti. Per cosa? Per due ragazzini che si fanno una foto con qualcuno. Certe volte non si è perso il senso della misura in maniera incredibile da tutti i punti di vista. Tengo a precisare che le offese erano per le ragazzine, non neanche verso il politico. No, sì, assolutamente, cioè, purtroppo questa è un altro però è una questione sociale secondo me, Carlo, cioè che va oltre il web e si ragiona bianco o nero, tifoserie, e chi non è dei tuoi è il peggior essere vivente. Guarda, fino adesso abbiamo sempre parlato, anche nel nostro ambiente ma anche nel loro, eccetera, delle fake news e di come combatterle, le fake news, in inglese per notizie false, detto molto terra. In realtà esiste il metodo per combattere ed è analizzare, scavare, fare il cosiddetto controllo dei fatti, fact checking, eccetera. Però anche questo lavoro qua nulla può quando siamo di fronte a fenomeni di polarizzazione delle idee. Cioè davanti a fenomeni di polarizzazione che nel mondo politico molto spesso ci capita di incontrare, passano nettamente sopra qualsiasi tipo di notizia falsa e qualsiasi tipo di correzione di notizia falsa. È inutile il mio lavoro di correzione. È vero perché dopo, allora, intanto purtroppo la polarizzazione riguarda il mondo politico, ma qualsiasi questione, cioè, tipo domani sta Benedetta sciopero su Greta che l'ha stimolato, adesso non è che si va a vedere se i contenuti siano positivi o negativi, no, bisogna essere pro o contro sta ragazzina, povera. Dopo, cioè, ognuno ha la sua idea. Però io andrei sui contenuti. Allora, devo dare ancora la linea alla regia e poi assolutamente continuiamo una domanda per te, Ilenia. Internet, appunto, si diceva, va a contenere, anzi contenere non in senso di trattenere, ma a essere contenitore di quello che è l'espressione polarizzata, come l'ha definita il buon Carlo, ossia che ogni situazione, ogni partita, ogni idea deve avere un pro e contro. E là poi purtroppo la gente si scatena anche con una violenza molto gratuita dal mio punto di vista. Torniamo ai nostri genitori, che probabilmente noi abbiamo più un pubblico di genitori che ci sta guardando. E quindi del loro comportamento sui social. Ce ne dice un altro sul quale voi andate a dare dei consigli? Diciamo comportamento che andrebbe un attimo... Forse una cosa che è molto frequente ultimamente è il divorzio.
ma soprattutto la gara a chi possiede di più il proprio figlio, quindi soprattutto nei social notiamo il genitore divorziato o in fase di separazione e divorzio che fa più foto e più post con le esperienze con il proprio figlio o semplicemente il mangiare, un qualsiasi evento utile o meno. E quindi noti questa gara del possesso, però non dovrebbe essere molto sana probabilmente per il figlio, perché appunto si sente oggetto da entrambe le parti e non ha alla fine la cura che forse meriterebbe. Adesso ciò che viene postato su qualsiasi social o ciò che viene condiviso su qualsiasi social non va preso come specchio di ciò che si è, quindi può essere che quella foto di allegria non rispecchi quel momento di allegria, ma neanche che quella quantità di foto rappresentino un'assenza di affetto da parte di quel genitore a quel figlio. Cioè, perché sicuramente non è mettendo la foto del figlio o della figlia che dimostri di volerle bene o di starle vicino. esatto, Però magari... ma non è neanche il significato contrario, ovviamente. Tuttavia, appunto, ciò cioè, la verità non è riscontrabile nei social, la verità di quanto si vive. Per cui consigliamo sempre al genitore che quando rimane attivo sul social non perda l'attività anche nella sua vita e nel suo rapporto con il figlio. È interessante. Soprattutto in queste situazioni di conflitto che sono appunto particolari. Vediamo cosa ne pensano da casa. Pronto? Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno Giusy, buongiorno. Lei ha Facebook, Giusy? Facebook sì, mi arrangio un po' con internet, insomma non tanto, ma insomma, vabbè. Cosa ne dice di questi genitori? Volevo dire una roba, dottor Paladini. Adesso con sto internet e con sti cellulari non c'è più dialogo. Non c'è più dialogo né tra i figli, coi genitori, addirittura lo sbaglio, la causa è veramente dei genitori, perché vedi quando esci in qualche posto, non so, vai a un ristorante, vai su qualche studio medico, i genitori tac, tic tac, tic tac, mi viene l'esaurimento, dottor Paladini, l'esaurimento, perché neanche sui posti così non devono tirare fuori il cellulare, perché non so neanche ma cosa dire, è maleducazione. Giusy, guarda, la mandiamo a fare i corsi con i ragazzi, perché secondo me lei l'ha proprio dipinta alla perfezione. No, è così. È così, così. Tu vai a un ristorante a mangiare una pizza, i bambini se non dai il cellulare non stanno fermi. I genitori non si guardano neanche negli occhi, mangiano la pizza senza guardarsi. Ho capito che in tanti anni magari che sei sposata non hai tanto da dirti, ma non far quelle figure là per piacere. E poi parlano forte. Un giorno mi sono trovata a un ristorante e ho detto: senta, per piacere, almeno parli piano. Questo mi fa una rabbia, è maleducazione. Io vorrei vedere che quando vado fuori che non ci siano tutti questi cellulari che non si guardano più. È finita la famiglia, dottor Paladini. Ragazzi, dovete insegnare voi ai vostri genitori, almeno quando si pranza, di non tenere i cellulari in tavola, perché mi fanno fastidio. Brava Giusy, grazie. Grazie. Grazie a lei. Direi che non fa una piega. Ecco, ha detto un'altra cosa importante, perché effettivamente il momento del pranzo, della cena, eccetera, eccetera, che poi ce l'abbiamo tutti questa tendenza, adesso non è che voglio fare il santarellino, però è anche uno di quei pochi momenti in cui si riesce a stare un po' insieme, a dialogare e quant'altro. Questo è un argomento che affrontate nei corsi? Sì. Cosa gli dite? Noi ci rendiamo conto che i genitori hanno sempre meno tempo per dialogare con i propri figli durante il giorno, perché i genitori lavorano e lasciano il figlio a casa da solo, il figlio delle medie, delle superiori, e anche lì non c'è controllo su cosa fa, come sfrutta il tempo il proprio figlio. Il pranzo, molto spesso il figlio pranza da solo o non con la famiglia completa. Il momento della cena è un momento fondamentale per la famiglia, per il dialogo. Ci sono degli studi che hanno detto che i ragazzi che nel momento della cena dialogano con la propria famiglia, conversano amichevolmente, si raccontano la giornata, hanno punteggi più alti a scuola. Quindi è un fenomeno, sicuramente molto importante, anche perché
la famiglia, abbiamo quello il tempo per dialogare, però quanto tempo passiamo seguendo qualcosa di astratto sugli smartphone? E consigli pratici riguardo a questo aspetto? Consigli pratici. Eravamo stati a una conferenza l'anno scorso che parlava sempre di tecnologia, l'uso degli smartphone, dei computer da parte dei ragazzi, e il conferenziere ha lanciato una proposta: dichiarare la cucina una no-fly zone, una no smartphone zone, nel senso che prima di entrare in cucina c'è una scatola e io butto dentro il telefono. In questo modo, mentre io pranzo... A me è capitato un addio al celibato, ma forse per altri motivi. mentre io pranzo o mentre ceno, sono in qualche modo obbligato a guardare gli altri e a partecipare alla conversazione, perché non posso distrarmi con il telefono. Perché tante volte la distrazione non è neanche volontaria, è che sentiamo la notifica e quindi abbiamo quel desiderio di andare a vedere che cos'è. Se noi non abbiamo il telefono in tasca, è spento o è fuori dalla cucina, ecco che non la sentiamo, non ci viene questo desiderio e siamo più partecipi nella cena. Sì, anche perché purtroppo io penso che siamo a livello del patologico da questo punto di vista. Sì, qui siamo anche a livello di competenze che naturalmente appartengono magari non alla massa ma ad alcuni, cioè la cosa importante in casi come questi non sarebbe tanto la soluzione drastica di eliminare il telefonino dal coso, quanto per esempio di controllare sul proprio smartphone quante notifiche si possono ricevere, e quella è una cosa assolutamente possibile, magari non nota a tutti, ma si può decidere di ricevere la notifica da un'applicazione e non dall'altra. Ecco, questo ci porta via magari mezz'ora fatto una volta, però ci risolve un sacco di problemi. Il primo suggerimento su WhatsApp: togliete le notifiche dai gruppi. O silenziately, quantomeno. Sicuro, anche perché a proposito del fatto di scegliere che notifiche farsi arrivare, sinceramente se c'è un'urgenza arriva la chiamata, non arriva il messaggio. Quindi tante volte posso mettere in silenzioso e lasciare attive solo le notifiche delle chiamate. Quindi se mi arriva la chiamata io la sento, però i messaggi, le notifiche dei videogiochi o quant'altro restano in sottofondo, non le sento. Pronto? Pronto? Buongiorno, chi parla? Buongiorno, mi chiamo Pio del CIN. Buongiorno Pio. Colgo l'occasione per salutare tutti, anche l'amico Carlo, con il quale ci conosciamo da tanti anni. E volevo dire, sul discorso internet eccetera, il problema qual è? Che si esagera, come in tante cose, si esagera nell'uso. E a proposito, c'è stata un'iniziativa recente di un gruppo che ha offerto una vacanza sulle Dolomiti gratuita a chi era disposto a lasciare a casa il computer e anche il telefonino, che ha avuto un grande riscontro, perché ci sono stati 19.000 partecipanti a questo concorso, c'erano solo 10 posti. Perché dico questo? Perché è sintomatico del fatto che la gente è stufa di questo uso smodato che si fa dei telefoni, no? E purtroppo è questo il problema, è che si usano troppo, che si usano in una maniera esagerata. Certo. Il telefono è diventato si chiama telefono, è un computer portatile. Ed è un appendice del corpo. Interessante, grazie, anche perché la sua telefonata mi fa pensare a una cosa, perché ho l'impressione che questo successo di questa iniziativa, l'avevo letto anch'io sta cosa, sostanzialmente non mi ricordo quale realtà, appunto aveva chiesto 10 posti per venire a fare questa vacanza solo se lasciate a casa tutti gli strumenti tecnologici. Io penso che sia, il successo di questa iniziativa sia anche per un testare cosa accade a noi se abbandoniamo uno strumento, cioè è una scusa per provare a mettersi alla prova. Non so se come la vedete. Sì, serve per, come dici tu, per testare noi stessi, dopodiché rimane confinato in quell'ambito, perché voglio dire, decidere improvvisamente che lo smartphone non fa più parte della nostra vita sarebbe perdere, come dice il titolo della trasmissione, moltissime delle opportunità che ci offre il mondo contemporaneo. Ovvio, serve, come quando si fanno gli allenamenti, voglio dire, si cerca di raggiungere
il massimo di se stessi, e però non per un tempo eterno, per un tempo però limitato. è vero che, non so a voi, però a me è capitato qualche volta, o proprio a me stesso, o dei miei amici che hanno detto: sono andato in ferie i primi 2 giorni, ho lasciato il cellulare dentro alla valigia e non sai che bene, ho scoperto un sacco di cose che non ho scoperto prima. Quindi forse è un esercizio che anche nel nostro piccolo potremmo fare anche per un weekend o quant'altro, in modo da abbassare quel tempo di utilizzo, perché poi nel cellulare ti dicono anche quanto tu stai al telefono, cioè quanto lo usi e su quali applicazioni. Per cui La media italiana è di 6 ore al giorno. 6 ore? Sì. Perché alla fine tu non ci pensi, ma usare il telefono non è solo giocare o andare in internet, ma anche il semplice rispondere al messaggio. Quanti messaggi riceviamo sui gruppi? Sono 15-20 secondi ogni messaggio che scriviamo, somma tutto e quelle ore vengono fuori. Ecco, forse no, questa è drammatica, non so mai tutto. Io vorrei tornare un attimo, Ilenia, sulle cose che dicevi prima, no? Allora, abbiamo fatto cenno al fatto che devo lanciare la pubblicità. No, te la faccio dopo la domanda. Allora, breve pausa e poi arrivo con la domanda sui genitori ancora, Ilenia. Siamo nell'ultima parte di ore 13 di oggi e vi ricordo, insomma, per chi si fosse messo in onda in ascolto con noi da poco, stiamo parlando di internet, pericoli e opportunità con 3 ragazzi che hanno sviluppato un progetto che si chiama Navigamente e vanno a fare degli incontri con genitori, professori e alunni a raccontare quelli che sono opportunità e pericoli del web, e ho qui con me anche il collega Carlo del Gazzettino. Allora, mi piace di più questa cosa sui genitori, perché vabbè, non sto qui a spiegarlo perché, però mi piace di più. Ilenia, prima tu hai fatto un cenno a questo fenomeno, insomma, dove ci sono situazioni in cui dei genitori magari separati o divorziati in qualche modo entrano inconsciamente in competizione, mostrando nei social il loro essere vicini al figlio, no? E questo era uno dei fenomeni che secondo me poi nel tempo li tornerà indietro, perché non è proprio la cosa più sensata da fare. Poi ci sono anche altre cose, no, che dal vostro punto di vista consigliate di non fare. Abbiamo riscontrato appunto il fenomeno opposto, e quindi il genitore che prende totali distanze dal figlio o forse dal suo ruolo stesso di genitore, e quindi nel social in particolare si espone come fosse un adolescente. E quindi cerca di esporsi e mostrarsi come adulto, totalmente libero, autonomo o magari ribelle in certi casi. Esatto, ribelle, e perciò prende totali distanze dal suo ruolo di genitore, ma anche questo non è positivo forse per il figlio, perché per quanto un figlio abbia bisogno dell'autonomia, comunque in quanto tale figlio ha sempre bisogno di un genitore a cui fa riferimento, con cui poter dialogare. Perciò bisogna anche sempre scontrarsi in certi casi, perché è ovvio che è impensabile, forse è proprio la ricerca del non scontro che crea dei problemi nel rapporto tra le 2 generazioni. Perché forse questa distanza in cui il genitore si afferma come ente a sé stante, bisognoso di particolare affetto, magari c'è da parte del figlio una reazione di allontanamento nel suo percorso formativo e personale, ecco. Quindi se magari il genitore è piuttosto ribelle e il figlio non lo riconosce come genitore modello, ecco, cercherà di assumere il comportamento opposto. Quindi bisogna sempre stare attenti come genitori e come figli, e quindi se forse ci fosse un dialogo tra i due e se il figlio dicesse al genitore mamma o papà non farlo perché mi dà fastidio, non ne vado troppo fiero, magari il genitore potrebbe iniziare più a capirsi come muoversi e viceversa. Ma voi lo dite? Non ai vostri genitori, parlo agli incontri. Sì, diciamo che tante volte a dover insegnare è il figlio al genitore, perché il genitore vede questo mondo e dice beh, ora faccio come mio figlio, così mi vede come un esempio migliore, mi vede un suo amico, però tante volte il genitore sì, è vero, ti serve come amico per confidarti, per parlarci, però se non ha la sua figura di genitore forte, autoritaria, non hai nessun esempio, e quindi ecco che l'esempio non lo prendi più da lui, non hai più un buon esempio, ma lo vai a prendere da internet, e su internet non c'è una persona, c'è il mondo intero, e nel mondo intero ci sono buoni esempi e cattivi esempi,
e solitamente su internet non è il buono che prevale, ma quello di cui si parla è il cattivo, perché fa più notizia, fa più scalpore. Sì. No, dico, è il mondo, succedeva anche 30 anni fa quando non avevamo internet a disposizione, diciamo le famose 3S del giornalismo, voglio dire, sesso, sangue, soldi, valevano 30 anni fa e valgono adesso per un determinato tipo di giornalismo, voglio dire, se vuoi attirare l'attenzione più facile del pubblico. Infatti tu stai introducendo un aspetto sul quale volevo arrivare, perché dopo c'è l'esposizione anche del proprio corpo, che rimane uno degli aspetti più tangibili di quello che è il mondo dei social, no? E della fotografia e quant'altro. E là, allora, è ovvio che quando si innesca la gara mamma-figlia, perché di solito è un po' più femminile questo, perdonatemi, ma posso dirlo? Cioè, lo chiedo all'unica signora che abbiamo in studio. Ok, allora, da questo punto di vista, sempre in questi incontri, intanto sia i ragazzi, perché cioè, quando ci si mostra ci si sta mostrando, non è che spariscono le foto, sono lì. Infatti. Di solito portiamo un esempio, io a casa ho i miei album fotografici di me da piccolo, sono foto analogiche, diciamo, perché sono state fatte con la macchinetta con il rullino, sono state stampate e le ho dentro questi album. Se voglio farle vedere a te o a Edoardo, lo chiamo da me, gliele faccio vedere, poi l'album torna nell'armadio e se ne sta lì. Se lui ha visto le foto, bene, se le ricorda, però non le ha. Ecco che se noi siamo in internet, questo album è come se io ne facessi infinite copie, le dessi anche solo in mano tua, sinceramente, però poi una volta che tu le hai, io non ho più il controllo. E che tu voglia o no mandarle in giro, possono finirci, perché se tu lo vuoi fare, bene, le pubblichi, ed ecco che si espande la condivisione. Ma anche se tu non lo vuoi fare, però qualcuno finisce in mano dei tuoi dati, ecco che le ha. Che reazioni avete quando parlate? Perché poi ovviamente si va anche a finire nelle cose proprio quelle più intense, perché poi succede anche che ovviamente, questo vale anche per i grandi, però c'è la storia d'amore tra due persone, per tutta una serie di logiche, grazie a questi strumenti è facile farsi delle foto, dei video, queste foto possono essere sexting, molto compromettenti e se non esplicite, finisce la storia. Certo. E lui o lei continuano ad avere il materiale in mano. Infatti. Ne parlate noi di ricordiamo sempre, non proprio del sexting, però noi ricordiamo sempre una frase e quando diciamo questa frase, dopo averla detta, si sente sempre qualche commento, no? E noi diciamo che su internet si scrive a penna e non in matita. Tutto quello che viene deposto su internet, che viene caricato, è tanto facile introdurlo quanto è impossibile eliminarlo. Questo lo diciamo perché sembra quasi che elimino il messaggio, la foto da WhatsApp o cancello il post su Facebook o su Instagram e allora ok, nessun altro lo vedrà più. Però ricordiamo sempre che basta anche uno screenshot fatto da un amico, forse non troppo amico, che per poi il materiale venga tirato fuori pressoché all'infinito. E quando diciamo questa frase ci accorgiamo che non è poi così risaputo questo fenomeno, questa grave, perché per carità è una virtù di internet, però è anche un grandissimo rischio il fatto che tutto rimanga, che non possa essere cancellato, eliminato, niente, quindi bisogna stare sempre molto attenti. Anche se si sta un po' evolvendo la normativa, leggevo qualche giorno fa che questo vale più per, come si chiama, quando cancellare tutti i dati. Il diritto all'oblio. Il diritto all'oblio, esatto, che mi sembra che l'Europa stia tentando... Sì, sarebbe un discorso abbastanza lungo e complesso per cavarcela. Allora, prossima puntata. Allora, vedo che c'è al telefono qualcuno, dai, me la cavo così. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, chi parla? Adriana da Montebelluna. Buongiorno Adriana. Internet è di pericolo e opportunità. Basta saper scegliere e i genitori che ci stiano di guida, voglio dire, perché se lasciano i figli così soli con internet in mano devono sempre controllare il qualcosa dei genitori. Mi sembra un po' che i giovani lasciano, sono bambini o sono quanti anni hanno? I signori, 16? gli ospiti che sono qui in studio? Scusa, la sentiamo male, mi perdoni Adriana. Allora, loro sono maggiorenni e fanno l'università, e Ilenia so che sta per... 18 anni,
A dicembre ma volevo dire, che interessi possono dare, che giudizi possono dare loro? Loro danno i giudizi di una realtà che sta facendo degli incontri sulle scuole a parlare proprio di questi temi e a cercare di, come dire, di trasmettere anche gli allarmi che possono arrivare dall'uso di determinati strumenti. Va bene, comunque sono d'accordo, bisognerebbe portare persone più mature. Ah, persone più mature. Vabbè, noi non siamo... Grazie a lei. Vorrei poter rispondere una cosa. Certo. Sinceramente, se non parliamo noi che ci siamo dentro a questo mondo e spesso gli adulti non vogliono nemmeno informarsi su questo mondo perché vogliono starne alla larga. O perché non lo conoscono. Esatto, non lo conoscono o perché è troppo complesso. Chi ne parla? Cos'è? Lo teniamo in parte, nessuno sa niente, tutto succede, però chi se ne frega. Poi i ragazzi che crescono devono diventare adulti, un giorno voteranno, avranno figli, in qualche modo vanno educati, devono conoscere questo mondo. Ma allora, a parte che noi in Italia e in Europa abbiamo un concetto di giovane che purtroppo, cioè per fortuna per noi, purtroppo per voi è abbastanza fuorviante, perché qua in Italia uno giovane ha 35 anni. Secondo me, a prescindere che siete nella piena maturità per fare questa serie di incontri, e tra l'altro appartenete a una generazione che dal punto di vista della profondità degli argomenti ha solo che da insegnare a quelle che sono arrivate prima, però poi concordo con te, cioè è inutile che ce ne andiamo a raccontare sempre tra di noi quando stiamo parlando di altre generazioni, sono le altre generazioni che devono venire a raccontarsi, cioè, mi sembra... Anche perché dobbiamo vedere di capirci, di usare un linguaggio comune, perché finché tu ed io parliamo di loro con un linguaggio che magari loro non capiscono è assolutamente inutile, perché è con loro che dobbiamo parlare, quindi dobbiamo anche cercare di stabilire, di avere un linguaggio comune. Ecco, vedi, secondo me il concetto di internet può essere un'opportunità da questo punto di vista, un campo sul quale le varie generazioni si possono confrontare e ovviamente bisogna che conoscere l'ABC, perché sennò però io direi che una società come la nostra dovrebbe anche iniziare a darlo per scontato di conoscere tutta una serie di cose, se vogliamo essere un paese competitivo. Poi qua stiamo andando in altre 3 puntate, non una. Allora noi siamo quasi in chiusura di questa trasmissione, volevo fare un veloce accenno ai videogame, perché tra l'altro parlate uno a cui piacciono ancora e mi guardano quando mi vedono che ho ancora PlayStation a casa e mi dicono: ma sei impazzito? No, cioè io arrivo da una generazione che tuttora giochiamo con i videogame. Allora, quali sono i rischi da quel punto di vista? Allora, i rischi, noi portiamo 2 grandi rischi. Uno è la dipendenza, che i videogiochi con le loro animazioni, con i loro colori possono veramente intrappolare il ragazzo all'interno di questo mondo astratto, senza magari dargli altre passioni, la scrittura, lo sport e via dicendo. Poi noi portiamo sempre come riferimento il PEGI. Il PEGI, su ogni videogioco c'è un'indicazione di un'età minima consigliata per l'utilizzo, che non è una normativa che vieta chi ha l'età inferiore, ma è un consiglio per l'utilizzo del gioco. Anche lì, quando diciamo determinati videogiochi ai genitori che esistono e che i loro figli li conoscono e che ci giocano, allora là forse per i contenuti che ci sono i genitori giustamente storgono un po' il naso. Umanista, perché ormai sei la nostra umanista della puntata, e comunque come si può stimolare, diciamo, la non dipendenza o non dedicarsi completamente al videogame, che poi mi risulta crea anche dei danni proprio neurologici sui bambini, sia il videogame ma anche l'utilizzo del telefonino. Assolutamente, passioni altre, altri impegni, e se serve metterli in un gruppo e togliergli il videogioco e farli stare dopo qualche minuto, insomma, chiunque si mette a parlare col vicino. I videogiochi comunque non è che abbiano solo effetti negativi, comunque vanno a stimolare altre capacità e competenze in chi ci gioca, soprattutto se è più piccolo, però certo altre parti, soprattutto per quanto riguarda la socializzazione, verrebbero meno. Bene, allora ragazzi, Navigamente lo troviamo in internet, Navigamente? Sì, abbiamo il sito web, abbiamo l'account su Instagram, dovremmo esserci anche su Facebook, se Facebook non lo seguiamo molto visto che è per adulti. Quindi insomma invito a chi è professore, a chi è genitore o anche a chi è rappresentante di classe, se volete approfittare del passare di solito un'ora, 2 orette, 2 orette a
parlare di questi temi che avete visto che sono trasversali e anche molto utili. Diciamo che possiamo sollecitare l'utilizzo di questo team assolutamente preparato e piacevole. Grazie ragazzi, complimenti, in bocca al lupo sia per l'aspetto della vostra iniziativa che per la scuola, e caro Carlo, un buon lavoro a te in redazione e a tutti i tuoi colleghi. Grazie e rimanete ovviamente sugli schermi di Antena 3 Nord-Est. Ciao a tutti!